Amici del basket, buonasera e bentrovati all'ultimo impegno interno del 2015 dell'Andrea Costa Imola, 13ª giornata di andata di un campionato di A2 Est che non si fermerà durante le vacanze, anzi Imola giocherà in trasferta il 27 di dicembre e poi in casa il 3 e il 5 di gennaio. Ma andiamo un passo per volta. Questa sera al Palaruggi arriva Legnano in una partita non facile che va dunque a chiudere la stagione. Partita che, come sempre, ci presenta il nostro Alessandro Salvini di dailybasket.com, a cui diamo il benvenuto. Ciao Alessandro. Ciao a tutti e buone feste, prima di tutto. Che dire, Legnano è una squadra veramente molto forte, questo è un campionato molto equilibrato. Basta pensare che ne ha vinte ben 4 su 6 in trasferta, quindi bisogna veramente stare attenti qui al Palaruggi. Ovviamente Imola si è fatta, come si dice dalle nostre parti, la bocca buona e sogna le Final 8 di Coppa Italia dei Rimini, ma ne parleremo dopo con Fabrizio più ampiamente. Andiamo subito a vedere quelli che sono i quintetti in campo. Imola priva di Maggioli, bloccata da un problema alla schiena, mette in campo Amone al suo posto assieme agli altri 4 del quintetto base, Washington, Anderson, Hassan e come playmaker Gerardo Sabatini. La squadra ospite di Legnano, paese in provincia di Milano, schiera in campo con il 7 Allodi, il 10 è Frassineti, conoscenza di Forlì, il 12 è Matteo Palermo, il 23 è Pacher e con il 30 c'è Raivio. Primo tiro da 3 punti a segno da parte di Calvert Anderson e dunque Imola parte con un buon 3-0. Imola che è reduce dalla sconfitta in quel di Mantova, una partita che ha tanti rimpianti per la formazione biancorossa, perché Imola ha condotto praticamente per 35 minuti prima di prendere il letale parziale conclusivo a favore della squadra mantovana. Ora si va con un'altra lombarda, e cioè con Legnano e Frassineti, che ha messo la prima conclusione. Dunque le due squadre hanno cominciato con un buon 2 su 2 dal campo complessivamente. Imola va con un altro canestro, questa volta nel pitturato, la possibilità dell'aggiuntivo per Norman Hassan. Imola parte con 5 punti in 50 secondi. Coach Stichi l'ha detto in conferenza stampa in presentazione proprio ieri, Legnano è una squadra molto tecnica e anche tattica, è una squadra guidata da Mattia Ferrari, allenatore cervese, nostra conoscenza. E infatti avete visto le prime 2 azioni, già 2 difese diverse, di cui la seconda una zona che è diventata subito uomo. Vuole pressing alto Tichi, che si sbraccia per chiedere il raddoppio di marcatura, che a momenti fruttava una palla recuperata sull'incerta manovra di Mattia Palermo, che è certamente uno dei giocatori faro di questa squadra. Rischia di perderla anche Frassineti, che poi batte Washington, alza la parabola, grande rimbalzo proprio di Washington, che poi mette già in movimento Calvert Anderson, che fa la sua zingarata, apre per il tiro da 3 punti cortissimo di Norman Hassan. Ci stava con questa conclusione in transizione. Imola che è avanti 6-2, il buon pallone da Raivio all'indirizzo di Allodi. Fallo di Amoni, attenzione a non spendere falli per quel che riguarda il settore lunghi, perché lo ricordiamo, Imola gioca senza Michele Maggioli ed è ovvio che la squadra di Legnano cercherà le percussioni nel cuore dell'area per caricare di falli anche i giocatori lunghi avversari di Imola. Tra l'altro, diciamolo, Legnano è la squadra che in campionato tira meglio da 2 punti con il 54%. Sottolineiamo non solo del girone est, ma di entrambi i gironi, quindi ovest e est, ben 32 squadre. Il rimbalzo in attacco conquistato dalla squadra giallorossa, si prende questo tiro da 2 precisissimo. Raivio mette il 5° punto della propria formazione. Raivio, giocatore nativo di Anversa in Belgio, ma passaportato statunitense, giocatore dalla provata esperienza europea, non ha mai giocato in campionati di primo livello, ma l'esperienza a queste latitudini ce le ha. Esperienza anche per Francesco Amoni. Le due squadre sono partite fortissime in attacco, 8-5 il vantaggio di Imola, che comanda di 3 lunghezze, si difende dall'attacco della squadra ospite, manovra palla il mancino di Forlì Frassineti, pallone nelle mani di Pacher, uno dei migliori marcatori della squadra di Legnano, è il 5° marcatore del campionato, AJ Pacher, che in questo caso
si macchia dell'infrazione di passi, regalando di fatto la palla all'Andrea Costa, che ha il malcelato obiettivo di raggiungere, perché no, una Final 8 di Coppa Italia, che al momento la vedrebbe inclusa. E ancora una conclusione pesante per Imola, con un altro gioco da 3 punti di Norman Hassan. 11-5 il vantaggio dell'Andrea Costa, che è seconda in graduatoria assieme ad altre 4 formazioni alle spalle di Brescia, ma prima della conclusione del girone d'andata a 2 gare casalinghe, di cui l'ultima in casa contro Matera, che potrebbe riservare gioie per la squadra di Ticchi. Altra palla persa da Legnano, che fa fatica contro la difesa di Imola. 7 minuti e 11 secondi e per Mattia Ferrari è già tempo di time out. Già 3 i tiri dell'Andrea Costa da 3 punti. Imola è partita piuttosto forte. 2, scusate, ho sbagliato io. È partita molto forte, sta cercando di fare il proprio gioco, di imporre soprattutto il proprio gioco agli avversari, e sino adesso, soprattutto in difesa, la tattica di Coach Ticchi ha successo. Attenzione veramente, perché Legnano ha dimostrato anche in situazioni di difficoltà di sapersi sempre rialzare, e soprattutto in attacco è una formazione veramente imprevedibile. Legnano che ha cambiato tantissimo rispetto all'anno scorso, soprattutto il duo americano Krubal e Merchant se ne sono andati, via anche Di Bella fra i giocatori di primo livello. Alla fine le conferme sono state solamente 3, gli esperti Maiocco, Frassinetti e il giovane Andreas Rinke, che è fra i 12 questa sera. Sicuramente l'acquisto di primo livello è il riminese Matteo Palermo, che negli ultimi anni ha fatto la fortuna di Sant'Arcangelo, trascinandola dalla Serie C alla A dilettanti. Poi il playmaker classe 91 ha giocato nelle ultime 3 stagioni a Capodorlando, Orzinuovi, e l'anno scorso, ce lo ricordiamo, a Chieti in Silver. Dopo il time out, il pressing molto alto della squadra di Ferrari, che deve recuperare 6 punti. Imola in possesso di palla con Gerardo Sabattini, vuole il movimento di Norman Hassan, che riceve, c'è sotto canestro Leonard Washington, che subisce il fallo di Giovanni Allodi. Allodi, il numero 7 di Legnano, nativo di Parma, dove è cresciuto prima di entrare nel vivaio della Reggiana. L'anno scorso era in gold a Ferentino. Ci sono 14 secondi per l'azione Imola, riceve Leonard Washington, si va per linee esterne. Ecco Sabattini, serve Carvel Anderson, grande assist all'indirizzo di Leonard Washington. Molto bene Imola questa sera, 13 punti segnati in poco più di 3 minuti. 13-5 il vantaggio biancorosso. Raivio in possesso di palla, vuole Palermo, non riceve, preferisce andare da Frassinetti. Il fallo in attacco, il blocco irregolare è di Allodi, che si macchia della seconda penalità. È già il momento allora del primo cambio per Ferrari. Esce proprio Ferrari, terzo fallo per Ferrari, scusate, Allodi, non il primo. In campo l'esperienza di Capitan Maiocco, giocatore che da queste parti l'abbiamo già visto qualche anno dietro. Federico Maiocco giocò anche con l'Andrea Costa, purtroppo per lui non fece una gran annata in quella stagione, ma è comunque un giocatore che nelle ultime 2 stagioni con questa maglia ha dato veramente tantissimo, e ricordiamolo, è il capitano. Incursione di Raivio, che sembra il giocatore più in palla questa sera per Legnano, che si trova a -8 sul 15-7. Hai detto bene, Maiocco in maglia Imola ormai 9 stagioni fa, 2006-2007, con l'allora Zarotti. Nel frattempo Hassan ci prende gusto, 18-7. Imola praticamente sempre a segno in tutte le occasioni in cui è nata in attacco. 18 punti per l'Andrea Costa in 4 minuti e 15. Vuole ancora tanta difesa Ticchi, che vuole chiudere alla grande qui il proprio girone di andata, anzi il proprio 2015. Il rimbalzo lungo conquistato da Carvel Anderson. Primo fallo di Palermo, vediamo se la squadra di Legnano è in bonus. No, così non è, va in bonus in questo momento. Rimessa a centrocampo per gli uomini di Giampiero Ticchi, avanti di 11 punti sul 18-7. È una bellissima Imola quella che vediamo questa sera, ma in generale è stata un ottimo Imola
per tutto il mese di dicembre. Amoni in possesso di palla, vuole ancora Carvel Anderson, grande possesso di palla, ancora una tripla di Carvel, esaltazione pura per Imola che ha 8 punti da Anderson, 9 da Hassan, 21 punti segnati in mezzo primo quarto. Prestazione incredibile per l'Andrea Costa che recupera un altro pallone. Andiamo con Sabatini, di fronte a lui c'è Frassinetti, ribalta il pallone fuori per Carvel. Contro di lui c'è Raivio, va dentro Carvel Anderson, l'assist per Leonard Washington, a segno anche Leonard, 23-7, impressionante serie offensiva di Imola. Ma questo è spettacolo puro, questo assolutamente vale il prezzo del biglietto. Ci sono viste un paio di occasioni, un paio di numeri veramente impressionanti. Assolutamente Carvel Anderson è un giocatore che ha questi colpi di genio, assolutamente. Poi purtroppo succede anche come è capitato a Mantova settimana scorsa, che si blocca soprattutto mentalmente e non riesce più a dare e far vedere tutto il suo talento, ma godiamocelo assolutamente finché rimane da queste parti. Tra l'altro Ticchi, perfezionista, addirittura ruota 3 giocatori, 3, per dare evidentemente ancora una maggiore intensità in difesa. Sono De Nicolao, Prato e Preti a entrare in campo per appunto mantenere altissima e costante la pressione difensiva, perché è vero che l'attacco sta andando a 1000, ma anche in difesa Legnano ha segnato appena 7 punti, sbagliando molto dal campo proprio per la grande pressione che sta esercitando la propria squadra di rimpettaia. Tra l'altro arriva una difesa a zona per coach Ticchi, va dentro Packer, il pallone nelle mani di Maiocco, rischia di perderla Legnano che poi apre fuori per un buon tiro di Palermo che ha un'hesitation, infrazione di passi del numero 12 ospite. Legnano veramente tanta fatica a capirci qualcosa e Imola ne approfitta, 24-7 con Imola che tira con 5 su 5 da 2 e 4 su 6 da 3 punti. Assolutamente, tante partite l'Andrea Costa è partita in sordina, non è andata molto bene, ma oggi veramente sono carichissimi, probabilmente gli è bruciato tantissimo perdere in quel modo negli ultimi minuti a Mantova. L'assist di Washington al bacio per De Nicolao, 25-7, altro recupero, questa volta di Prato. Imola vuole andare di là, vuole correre da De Nicolao a Carvel Anderson, tutto velocissimo, Anderson si arresta, altri 2 per Imola, 27-7 in 6 minuti e 15. La gara sembra già aver preso una chiara direzione, più 20 Imola in casa contro Legnano a 3,44. Che entusiasmo, tutto il pubblico in piedi ad applaudire questi ragazzi, questa maglia, molto bello, veramente molto e ripeto ancora molto bello, tanta roba questa sera per l'Andrea Costa. Sembra quasi che Imola abbia voluto cancellare dopo 12 giornate tanti avvii un po' a rilento con questo rush pazzesco che a queste latitudini francamente non ricordo. 27-7 è il punteggio stampato sul tabellone a 3,44 dalla fine del primo quarto. Coinvolgo anche Luca Monduzzi del resto del Carlino. Un avvio del genere qui al Palaruge non ce lo ricordiamo. Buonasera a tutti, no, decisamente no, Imola, sentivo da tutte le cronache, in effetti è proprio così, Imola non ha sbagliato un colpo in attacco e quando entravano e se entravano i tiri da 3 punti ottimamente, sappiamo le doti di Anderson e Hassan, quando non sono entrati Washington è stato sempre presente sotto le planche, sicuramente ci si aspetta molto da lui vista l'assenza di Maggioli, ma tutta la squadra coinvolta è stata veramente tutti attenti e pronti a sfruttare ogni occasione. Dall'altra parte veramente Legnano ha fatto una fatica incredibile a capirci qualcosa sia dalla difesa uomo ma anche dalla zona che ha proposto in questi ultimi minuti Ticchi, e veramente dovrà cambiare qualcosa Legnano, altrimenti c'è il forte rischio che la gara sia molto compromessa. Dopo il secondo time out chiesto da Ferrari, sempre molto intensa la marcatura di Imola nei confronti della squadra giallorossa con Raivio che si arresta dai 6 metri, l'errore, pallone lungo in cielo, salta altissimo, Leonard Washington, riparte Imola con De Nicolao, ecco Carvel Anderson per linee esterne, prova a buttarsi dentro, apre fuori anche per Preti, in fiducia Preti,
Questa volta il pallone corto con il primo ferro, uno dei rarissimi errori dal campo di Imola, che sta tirando con il 85% dal campo. 3 minuti e 8 secondi alla fine di un primo quarto che sta dicendo molto bene per Imola. Legnano che fa fatica anche nei passaggi più elementari. L'arresto e tiro con l'aiuto del tabellone del giovane Alberto Navarini, classe 96, mulanese puro sangue. Mette il 9° punto per Legnano, ma la scalata è ancora lunga per gli uomini di Ferrari. A 2,48, 27-9 il vantaggio di Legnano, con Imola che questa volta perde il pallone. Tra l'altro Ticchi sudatissimo, Alessandro, già dopo 7 minuti, segno che anche lui la sta vivendo veramente in maniera molto intensa. È veramente più sudato anche di Leonard Washington, che nonostante tutto ha giocato tutti gli 8 minuti sin qui in campo e ha fatto dei salti sopra il tetto del Palarozzi. Ma attenzione, perché più 20 dopo soli 7 minuti può essere anche una situazione molto negativa psicologicamente. Bisogna stare lì e continuare a giocare come si è fatto nei primi 6 minuti e mezzo. Il primo squillo della partita ad opera di Federico Maiocco, ma arriva anche il primo squillo di Prato, primi 2 per il Gaucho a rispedire avanti di 17 i suoi. De Nicolao esagera con l'intensità in difesa già nella metacampo avversaria. Primo fallo per il giocatore con la maglia numero 10 dell'Andrea Costa, con Amoni che si rimette sul cubo dei cambi. 2 minuti e 12 secondi. Ecco Frassinetti, prende la tripla libero e in ritmo, rimbalzone in cielo di Carvel in mezzo a tante maglie gialli. L'assist all'indirizzo di Leonard Washington, sbaglia la misura del suo sottomano rovesciato. Imola che vuole correre e questa sera lo fa molto bene, alza la parabola Raivio, il tiro finisce corto, rimbalzo contestato proprio dallo stesso Raivio. Legnano mantiene il possesso del pallone con Navarini, apre l'arma del braccio ancora di Federico Maiocco. 6° punto per il giocatore che ha lo sport nel suo DNA, giocatore tra l'altro che si è trasferito al basket passando per il calcio a 14 anni e ha cominciato a Biella le sue fortune con ben 4 stagioni, poi per lui Treviglio, Forlì, Pesaro, Imola e tante altre esperienze. Altri 2 ad opera di Maiocco e qui Alessandro, 8 punti in fila del giocatore nativo di Savigliano. Hanno rispedito a meno 12 i suoi, segno che, come dicevamo, la partita è ben lungi dall'essere conclusa. Il parziale aperto è di 10-2 in favore degli ospiti. Appena iniziata questa partita, 10-2, tanto entusiasmo, è bastato poco che Imola sia seduta e sicuramente un cambio, quello di Maiocco, che gli ha portato sicuramente più pericolosità rispetto ad Allodi come all'inizio. È ovvio che la partita è lunghissima, non bisogna abbattersi, come non si è abbattuta Legnano, che poteva anche perdere la bussola. Un'occhiata ai punteggi: 10 di Anderson, 9 di Hassan, 4 di Washington, 2 a testa per Amoni, Di Nicolao e Prato. Dall'altra parte gli 8 di Maiocco in 2 minuti praticamente, 4 di Raivio, ancora fermo Packer che è in panchina, 2 per Navarini e Frassinetti, 1 per Allodi. Abbiamo detto di Federico Maiocco che è il capitano di Legnano ed si trova alla sua 4ª stagione in terra lombarda, in precedenza Pavia, Trieste e Brescia. Giocatore che ha cambiato squadra un po' in tutte le ultime stagioni, ma in ogni anno il risultato è essere uno dei migliori giocatori della squadra, soprattutto per la sua spiccata abilità di riuscire a fare un po' di tutto e per le sue grandi letture difensive e la capacità di sfruttare al meglio il tiro da 3 punti. Insomma, un giocatore di esperienza perché viaggia verso i 33 anni, ma questa sera è lui che fino a questo momento ha rimesso in partita i suoi. Anderson prende un tiro molto difficile, si è un po' appannata la verve offensiva di Imola, che anche in difesa ha concesso qualcosa agli ospiti. Ci prova questa volta Navarini per rimettere definitivamente in partita i suoi. Va dentro Prato, subisce il fallo, bravo Prato in percussione. Il personale è del numero 13 Martini, Matteo Martini, classe 92, livornese, prelevato
dalla DNB in quel di Orzinuovi. Può respirare Imola con 2 tiri liberi di Patrizio Prato. Spendiamo una parola, Alessandro, per parlare della coralità e della profondità della panchina imolese, che anche in questo caso l'abbiamo visto con gli ingressi di Sgorbati, di Nicolao e dello stesso Preti, che continua a rimanere in campo, anzi in questo momento si trova in panchina, però la profondità di Imola è la vera differenza rispetto alla scorsa stagione. È una peculiarità di quest'Andrea Costa. Coach Sticchi ha voluto dei ragazzi che potessero tutti rimanere in campo anche solo pochi minuti, potessero dare fiato ai big. Ovvio che ci sono dei ruoli ben definiti, però è una squadra che anche dalla panchina può dare tantissimo. Bellissima nel frattempo questa azione che ha eluso il pressing dell'Andrea Costa con la schiacciata. Schiacciata di Raivio, ci prova Prato da 3 punti. Allora Maiocco da una parte, dall'altra è Prato a ristabilire un po' il divario fra le due formazioni, divario che, lo ricordiamo, era arrivato anche a 20 punti sul 27-7. Ora Imola, che tra l'altro ha segnato 34 punti in un quarto fino a questo momento, a 15 punti di vantaggio. Sgorbati si macchia della sua prima penalità e manderà in lunetta proprio il capitano ospite, formatosi nelle giovanili della Pallacanestro Biella, dove nel lontano 99 ha debuttato con 22 presenze in Serie A1. Sbaglia il primo Federico Maiocco, come detto uno dei 3 confermati rispetto alla scorsa stagione. Legnano che non ha avuto nulla fino a questo momento da Packer, che è il quinto marcatore del campionato. Maiocco segna il suo 9° punto. Fuori Sgorbati, rientra in campo Leonard Washington per questi ultimi 10 secondi di gara del primo quarto. Vediamo se Imola riuscirà a incrementare prima della prima pausa. Gerardo Sabatini contro Raivio, vuole accelerare Gerardo, lo sa fare molto bene. L'assist per De Nicolao dall'angolo, il tiro risulta eccessivamente lungo e finisce così la prima parte di gioco, 34-20, con Imola che ha perso qualcosina nell'ultima parte del quarto, ma obiettivamente non ci possiamo lamentare, perché i primi 7 minuti di gioco per Imola sono stati veramente magistrali. Poi Ticchi ha provato a mettere in partita tutti i suoi giocatori e secondo me ha fatto bene. Questo ha in qualche modo rimesso in partita Legnano, che è tornata, si fa per dire, a meno 14, una gara ancora tutta da giocare, Alessandro. 5 minuti fantastici da parte dell'Andrea Costa, con tanti passaggi, con ottime soluzioni e tantissima mira. Poi è scesa un pochino anche la tensione, diciamo così, dei ragazzi di coach Sticchi. Giustamente il coach ha dato spazio un po' a tutti, un po' alla panchina che parlavamo prima. Ricordiamoci che manca anche Maggioli, quindi la partita è lunghissima, ci sarà da soffrire ancora tanto per i tifosi imolesi. Un'occasione speciale per l'Andrea Costa questa sera, perché cade il ventennale della promozione storica dalla B alla A2, targata 94-95, quel 28 maggio che sancì a Caserta la promozione nel secondo campionato italiano per l'Andrea Costa, campionato da cui di fatto Imola poi non è più retrocessa, perché a parte l'annata in silver, che può essere considerata l'anno scorso il terzo campionato, poteva essere considerato il terzo campionato italiano, però Imola è sempre rimasta a latitudini di eccellenza. Ebbene, all'intervallo verranno presentati alcuni di quei protagonisti di quella storica stagione culminata con la vittoria nello spareggio contro Ragusa in quel di Caserta. Abbiamo già intravisto per esempio Capitan Bortolon fra i presenti in questa partita, che chiude in casa il 2015 dell'Andrea Costa, che poi tornerà qui al Pala Ruggi il 3
di gennaio in casa contro Matera per chiudere il girone d'andata in quella che potrà essere una partita molto importante per la corsa alla finale di Coppa Italia. Si ritorna in campo con Imola che presenta Sabatini assieme a De Nicolao, Prato, Sgorbati e Amoni, dunque senza americani. L'Andrea Costa, dall'altra parte Navarini, Maiocco, Raivio, poi c'è anche Packer assieme al numero 13 Martini. Si prende la conclusione da 2 punti Raivio e mette il suo 8º punto personale, 34-22. Un'altra palla persa di Imola con Sabatini che va a pestare la linea perimetrale e dopo quel 27-7 il parziale aperto per la squadra ospite è di 15-7, dunque importante. Alessandro, hanno trovato la soluzione, sono riusciti a fermare un pochino le bocche da fuoco dell'Andrea Costa e di decifrare un pochino le difese preparate dallo staff tecnico imolese. Ricordiamolo, è una squadra assolutamente molto, molto forte, molto arcigna, quella di Mattia Ferrari, una squadra che ha fatto bene soprattutto in trasferta, 4/6, lo ripetiamo di nuovo. Va bene che Imola ha fatto 5/7, ma anche loro sono veramente molto pericolosi e la partita, ricordiamolo ancora, è lunghissima. Sgorbati dall'angolo, eccoli qua i 3 punti che Imola vuole per continuare a vivere questa partita con un comodo cuscinetto di punti di vantaggio. Sgorbati, recupero e gran canestro da parte di Sgorbati con una serie di finte ubriacanti. Mamma mia, 5 punti in fila di un grande Sgorbati. Ci serve stasera, il talento ce l'ha lui. Ricordiamolo che è molto alto, ma più l'impostazione da alla piccola se non guardia. È un ragazzo molto interessante nel giro delle nazionali under 18. Ovviamente ci è voluto un po' di tempo per poter capire questo campionato che è molto fisico e poi soprattutto c'è molta esperienza. Bravo, guardatelo ancora, gran rimbalzo in attacco e altro canestro, sono 6 punti per Sgorbati. Sì, 7 punti consecutivi in un amen per Sgorbati, che ha messo gli ultimi della sua squadra, che continua ad avere 17 punti di vantaggio sul 41-24. Secondo fallo ora per il numero 4 imolese. Nel frattempo ha segnato la prima conclusione AJ Packer, giocatore nativo dell'Ohio, questa ala centro di 208 cm che è il 5º marcatore del campionato con 18 punti di media. L'anno scorso il miglior marcatore del campionato svizzero, che non sarà certamente uno dei migliori campionati europei, però segnava 22 punti a partita nel Basilea. Fuori Sabatini, rientra in campo Norman Hassan per alzare il quintetto, zona per l'Andrea Costa a fronte pari, si alza e sbaglia Martini. Anche Ferrari sta ruotando molto i suoi giocatori, panchina di Legnano che certamente a livello di qualità ha qualcosa in meno rispetto a Imola, anche se questa sera, lo ricordiamo, per l'Andrea Costa manca Michele Maggioli. Fallo nel frattempo sulla percussione di Prato, che è molto bravo nel caricare di falle i giocatori avversari. Fuori Navarini, rientra in campo Mattia Palermo per coach Ferrari. 7-31, Imola ha già segnato 41 punti partendo molto bene in questo quarto, grazie soprattutto alla verve di un enorme Matteo Sgorbati, che ancora palla in mano, ha una mezza idea per il tiro, poi vuole forzare contro Maiocco, 2 secondi per il tiro, se lo prende impiccato e sbaglia Patrizio Prato, pallone che non colpisce nemmeno il ferro e dunque scadono i 24 secondi per Imola. Packer sulle tacche, arriva al raddoppio di marcatura, si apre la conclusione per Martini che non se la prende, si va ora fuori da Frassinetti, il contatto da parte di De Nicolao, la grande difesa del numero 10 imolese, poi grande rimbalzo ancora da parte di Sgorbati, una vera e propria presenza in questo quarto. Hassan la finta di tiro, poi si va dentro con l'assist per De Nicolao che ha questa conclusione.
E allora la panchina sta dando tantissimo a Imola, 5 punti di De Nicolao, 7 a testa per Sgorbati e Prato, ci sono 19 punti sui 44 di Imola dalla panchina. Un vero e proprio fattore, bravo Ticchi a decidere di giocare con molti giocatori provenienti dalla panchina già dopo 7 minuti. Ora però arriva purtroppo il terzo fallo di Matteo Sgorbati. Da un lato bellissima notizia che senza i due americani e soprattutto senza Maggioli l'Andrea Costa è rimasta avanti, è tornata a più 20 ridendo e scherzando. Dall'altro ha fatto, correggimi se sbaglio, 4 minuti veramente molto interessanti Sgorbati. Peccato per i 3 falli, è ovvio che gli manca l'esperienza, gli manca il passo di questo campionato probabilmente, ma ha tutto il tempo per guadagnarseli. Giacomo Sgorbati e non Matteo Sgorbati, come ho ripetuto in almeno 3 occasioni. Mi scuso per il lapsus. Intanto Sgorbati ha preso la via della panchina, al suo posto in campo è rientrato Leonard Washington, dunque tanta qualità in campo nonostante Ticchi stia mescolando le sue pedine. 1 su 2 solamente per Packer, che dalla lunetta non è propriamente una sentenza, però il rimbalzo in attacco per la disattenzione difensiva di Imola costa altri 2 punti dello stesso giocatore americano formatosi alla Wright State University, da dove è uscito 2 stagioni fa. 44-27, Imola era tornata a più 20 sul 4-4-24, ora 17 punti di vantaggio. Amoni, la presenza di Martini è fallosa. Seconda penalità per il numero 13 giallorosso. 6 minuti e 6 secondi, ancora un'eternità in questa partita, ma Imola ha già segnato 44 punti, 10 in questo secondo quarto. Riceve Hassan, balla sulla linea di fondo, si va da Prato, Imola riesce miracolosamente a mantenere il pallone in campo e poi ci prova Washington, va a perdere il pallone, un'azione nata male per Imola, il grande recupero di De Nicolao che poi va con la transizione 4 contro 1, appoggia Patrizio Prato. Imola in difesa è semplicemente perfetta questa sera. Bravo, hai detto tutto, perfetta. Ha avuto un vuoto di 3 minuti a fine primo periodo, ma guardate adesso si stanno sbattendo veramente tanto, stanno difendendo veramente come vuole il coach. Guardate la grinta del coach che ha questa serata, vuol dire che ci tiene veramente tanto a tornare alla vittoria. E poi ovviamente forse sarebbe meglio non parlarne, ma c'è un obiettivo da raggiungere per marzo. E ricordiamoci che è molto dura, Treviso ha vinto dopo 3 supplementari proprio oggi in casa contro Mantova, nonostante 2 giocatori fuori come Powell e Fabi. Però Imola questa sera sta giocando veramente da grande squadra. Rientra in campo Carvel dopo una lunga presenza in panchina che non ha fatto assolutamente male a Imola, perché ha trovato, lo ricordiamo ancora, tanto dalla panchina. 19 punti dalla panchina per Imola è un numero altissimo sui 46 segnati. Nel frattempo dalla lunetta continua a fallire molte conclusioni la squadra ospite, questa volta è Martini che sbaglia, giocatore formatosi nella sua città, la Don Bosco Livorno, poi Orzinuovi e Monsummano per lui. Primo punto di Martini, sostituiti da Raivio, altro cambio, esce Packer e rientra con il numero 7 Allodi. 46-28 a 5-31. Schema corna per De Nicolao. Esce Prato e riceve, vuole Washington, servito il numero 2 imolese contro Allodi, vuole il tiro, se lo prende, l'errore, prova a conquistare la palla De Nicolao che però deve qualche centimetro ai propri diretti avversari. Allora Palermo vuole la conclusione istantanea di Maiocco, Raivio conquista il pallone con questa strana carambola, il fallo di Carvel Anderson. Mai visto Ticchi così sudato in una partita. È carichissimo, assolutamente, sta saltando, sta urlando addirittura col fotografo davanti, con tutta la panchina. Vederlo essere qui davanti è proprio uno spettacolo, un po' come è stato uno spettacolo alcune azioni della sua squadra sin qui. 46 punti, che dire di altro.
volevo solo ritornare, se me lo concedi. Prima parlavi di quello che ci sarà all'intervallo. Per chi da ragazzino seguiva quella squadra nel 95, ricordo solamente a Caserta l'esodo, quasi 1000 imolesi scesi a Caserta per lo spareggio contro Ragusa. Anche quello fu uno spettacolo, veramente. Sbaglia il secondo tiro libero Raivio, giocatore proveniente dal campionato ungherese, dalla squadra del Kasopvari. Il fallo qui subito da Carvel e precisamente da Maiocco, la seconda penalità del cuneese. Non è in bonus Imola, semplice rimessa a lato. Qui si incaricherà Patrizio Prato. 4,50, Imola ne mantiene 17 di vantaggio sul 46-29. Riceve De Nicolao, il movimento a ricevere di Carvel che prende un'altra penalità dallo stesso Maiocco. Buone notizie per Imola, Maiocco è alla terza penalità. Triplo cambio nel frattempo all'orizzonte per Ticchi. Sabatini, Hassan e Preti per De Nicolao, Amoni e Prato. Insomma, qualunque altro allenatore avrebbe lasciato lo status quo. Bravo Ticchi, secondo me, a mettere in partita tutti i suoi. Bravissimo, assolutamente bravissimo. A proposito di sudore, però, guarda anche dalla panchina avversaria, lo stesso Ferrari ha la camicia che secondo me all'intervallo dovrebbe cambiarla. Sta soffrendo veramente tanto, soprattutto all'inizio dei suoi, che non è stato sicuramente come se l'aspettava. Sbaglia Hassan, che poi rende un'altra possibilità a Imola con la conclusione di Preti. Pallone che esce dal ferro, rischia il tecnico Ticchi. 46-29, 4 minuti abbondanti all'intervallo lungo. Palermo prende la conclusione pesante. Il primo squillo da parte di Palermo. L'anno scorso 7,5 punti e 3 rimbalzi in quel di Chieti. Torna a meno 14 la squadra di Legnano. Hassan, tiro libero da 3 punti. Ci pensa lui a ricacciare indietro i suoi, anzi gli avversari. 49-32 per uno dei tiratori puri migliori del campionato, senza se e senza ma. 49 punti sono tanta roba, 49 punti e mancano 3 minuti e 44. Veramente tanta roba. Imola sta scegliendo i tiri praticamente perfetti, si stanno muovendo molto bene. Scusate un attimo, stavamo ascoltando Coach Ticchi che è praticamente in trance agonistica, sta parlando con gli arbitri in maniera incredibile, sta spiegando quello che i propri giocatori probabilmente hanno fatto o detto anche al direttore di gara. Fantastico, veramente essere qui davanti questa sera è impagabile. Una grande intensità di Giampiero Ticchi, effettivamente stiamo, non dico distraendoci, ma in qualche modo stiamo guardando molto l'allenatore di Gradara, perché questa sera è in trance agonistica. Ha ragione Alessandro quando dice che Giampiero sembra tenerci in maniera particolare a questa partita, che potrebbe veramente proiettare Imola molto vicino a un grande obiettivo, che è quello della finality di Coppa Italia in una stagione clamorosa fino a questo momento per l'Andrea Costa. Maiocco nel frattempo continua a sbagliare dalla linea della carità. 3 minuti e 33 secondi, 49-32 stampato sul tabellone. Uno su 2 per Maiocco. Imola che tira con il 59% dal campo, 32 conclusioni
tentate, 19 a segno, 8 su 16 da 3 punti per Imola fino a questo momento. Luca Monduzzi, Imola sta veleggiando a velocità di crociera fino a questo momento, mantenendo questi 16 punti di vantaggio che sono un comodo bottino da portare fino alla fine. Certo, mi hai coinvolto nel primo intervento quando Imola è andata sul più 20, ho profetizzato una facile conclusione, per cui abbiamo visto dopo il recupero di Legnano, per cui sarò meno drastico nel commento. Sicuramente no, sta andando bene. Imola sta anche riuscendo, in molti casi abbiamo visto, a reagire colpo su colpo anche alle comunque timide reazioni di Legnano. Non sta andando veramente ancora tutto quanto, ancora poco abbiamo visto dai due americani, soprattutto in questo caso, se pensiamo che è Maiocco che sta facendo il bello e il cattivo tempo tra le file di Legnano. Sicuramente aspettiamoci qualcosa dai due americani, non possono certo chiudere con queste cifre che è quello che ci hanno fatto vedere fino adesso, però comunque Imola sta veramente andando bene, ottenendo molto sia dai titolari, tanto anche dalla panchina, sgorbati su tutti, ma anche abbiamo visto De Nicolao, una tripla e parecchi recuperi come poi è suo solito, e anche Prato sta mettendo il suo mattoncino di esperienza. Time out in campo chiesto dai due allenatori, tra l'altro sottolineiamo anche come in questa partita, come sempre, il Pallaruggi sia gremito e l'entusiasmo qui a Imola è tornato appieno grazie alla grande stagione degli uomini di Ticchi, e Legnano fatica a ritornare sotto in questa partita. Legnano che tra l'altro, così come Imola festeggia questa sera i 20 anni, in qualche modo celebra i 20 anni da quella storica promozione, questo è l'anno del cinquantenario per Legnano, 50° anno di storia per la squadra in provincia di Milano, con il presidente Tajana da sempre vicino alla squadra, che in questa stagione sta militando a metà classifica. Come detto, la grande striscia esterna con 4 vittorie fuori dal proprio palazzetto a fronte di appena 2 sconfitte. In casa le cose vanno un po' peggio, con appena 2 vittorie conquistate. Prova ad andare dentro Anderson, la perde con il pallone conquistato da Palermo, forse fallo su di lui, va però in velocità e segna Frassinetti, 4º punto per lui. 49 a 35 a 2 minuti e 35 secondi. Imola si è un po' fermata in attacco, bisogna ripartire. Prova San che riceve dall'angolo e sbaglia. Conquista il rimbalzo Leonard Washington, il fallo subito da Packer. Saranno 2 tiri liberi per il 4º rimbalzista del campionato, Leonard Washington. Imola tocca quota 50 e si ferma lì perché Washington sbaglia il secondo. 50 a 35. Imola in questa stagione non ha mai toccato i 50 punti nei primi 20 minuti di gioco. Attenzione però, la stoppatona di Leonard Washington. Corre Imola con il capolavoro di Carvel Anderson. Tutto fantastico a partire dalla grande stoppatona di Leonard Washington. Questa è da top 10 di A2 Est. Avete visto che nell'azione precedente aveva subito non un fallo ma 3 falli, ha dato un'occhiataccia incredibile all'arbitro, ha messo un tiro libero, è tornato che era veramente arrabbiato e ha messo questa stoppata pazzesca, molto bella. 52 a 37, 100 secondi alla fine, subisce il fallo Patrizio Prato, 2 liberi per Patrizio.
Buono il primo di Patrizio Prato. Imola dalla lunetta molto bene, la stessa cosa non può dirsi di Legnano che tira col 50% questa sera, 6 su 12. Prato nel frattempo continua a segnare 11 punti per Patrizio, 54-37, punteggio altissimo per Imola. Dentro Raivio, altra conclusione felice per l'11° punto di Raivio, 54-39, 1 minuto e 17. Grande sforzo profuso da Imola in attacco e in difesa. Riceve Carvel, mantiene a fatica il possesso di palla, 7 secondi per il tiro, tira dalla ionosfera, Carvel Anderson! Mamma mia, da dove ha tirato Carvel? Possiamo andare a casa, questa è veramente pazzesca, assolutamente. Ero qua di fianco a Riccardo Rossi del Corriere di Romagna che gli dicevo che Anderson stava facendo il gregario da qualche minuto con i passaggi e la difesa e ha messo dentro questo canestro assolutamente fuori dagli schemi. Nel frattempo bravo anche Frassinetti che ha trovato un angolo libero. Imola non bravissima in difesa in questa occasione. L'errore di Hassan che poteva spedire Imola a un clamoroso 60 punti segnati in 20 minuti, 57-42. Ultima azione per gli ospiti, Palermo si ferma sulle tacche, fuori per Raivio, altra conclusione pesante, attenzione perché 6 consecutivi di Legnano che torna a meno 12 tra l'altro, che sembra, voglio dire, incredibile considerando quanto ha fatto Imola. Allora serve un'altra conclusione, se la prende ancora Carvel Anderson, lunga la conclusione, c'è tempo ancora per Leonard, errore ancora per Imola che chiude avanti solo di 12 punti sul 57-45. Brava Legnano a segnare 25 punti nel secondo quarto. Brava, poca difesa, sicuramente non molto sincronizzata. Cosa dire? Sicuramente c'è da stare attenti, bisogna non abbassare mai la guardia perché c'è un secondo tempo tutto da gustare. E ce lo gusteremo fra una quindicina di minuti qui sugli schermi di DTV. Imola mette in campo Sabatini Washington, Hassan Anderson e Amoni, dunque partono gli stessi 10 che hanno cominciato la partita con la sola variazione di Maiocco che ha disputato un ottimo primo tempo condito da 8 punti al posto del giovane Allodi. Riparte Imola con il possesso del pallone, Imola che aveva difeso alla grande soprattutto nel primo quarto per poi concedere qualcosina di troppo alla squadra ospite che ne ha segnati 25 nel secondo quarto. Tra l'altro Imola perde palla in questa prima azione d'attacco e direi che ci potremo aspettare, Alessandro, una partita molto equilibrata in questa seconda frazione di gioco. Niente di più facile. Legnano è capace di questo e di altro. In attacco sono molto pericolosi, quindi appena abbassi la guardia, e l'hanno dimostrato in 2 occasioni, ti mordono sicuramente alle spalle e possono anche fregarti. Ovvio che sono ancora 20 minuti, per quello che si è visto sino adesso Imola meriterebbe sicuramente un secondo tempo più tranquillo, ma dovrà sudarselo e non poco. Fallisce anche il primo attacco della squadra ospite, Amoni, danza sul linea di fondo, poi decide di andare fuori dal figlio del patrono della Virtus, Sabatini, che si incarta e alla fine subisce fallo. In un'azione un po' convulsa, Palermo non è molto d'accordo, noi siamo dall'altra parte del campo. Due liberi per Gherardo. Imola che a questo momento ha un po' calato le sue percentuali di tiro, 53% globale con quel 9 su 21 da 3 punti. Sabatini fa doppietta dalla linea, segna i suoi primi 2 punti della partita
59-45, varco per Palermo, va fino in fondo. Matteo Palermo scrive 5, disattenzione difensiva per Imola. Ticchi si siede ma non è contento di come in questa circostanza Imola ha concesso 2 tiri troppo facili a Legnano. Si alza Carvel, storto il suo tiro, conquista Maiocco in collaborazione con Packer, giro dorsale con gran ball handling per Palermo, che poi subisce il fallo da Sabattini, anzi da Washington. Matteo Palermo, play guardia classe 91, come detto l'anno scorso a Chieti, in precedenza Orzinuovi, Capodorlando e Sant'Arcangelo. (59-47), 12 punti di disavanzo fra le due formazioni. Raivio è marcato da Washington, prova a buttarsi dentro, il giocatore passa a portata americano, la perde Legnano, e Ticchi come a dire: vedete, se difendete così le cose andranno sempre bene. Palla recuperata dall'Andrea Costa, un po' sconsolati i giocatori di Legnano, in particolare l'espressione di Palermo non lascia presagire nulla di buono. Anderson riceve, questa volta decide di ragionare sui 6 metri. Leonard Washington molto più disciplinato rispetto alle prime partite in maglia biancorossa, si apre un buon tiro proprio per Leonard, parabola molto alta, errore del nativo di Lake Charles. Abbiamo cominciato un po' morbidi, direi, da entrambe le parti. Un po' troppo, contrario di quello che è successo nel primo quarto, dove praticamente è intanto una palla recuperata dall'Andrea Costa. Sì, stavamo dicendo, scusami, mi ero interrotto perché volevo capire come andava l'azione, se c'era qualche novità. Sicuramente l'Andrea Costa ha fatto un ottimo primo tempo nel complesso, ha avuto un paio di blackout normalissimi, anche perché abbiamo segnato 57 punti, se non è un record poco ci manca. È ovvio che adesso entrambe le formazioni, stavo dicendo che si sono un po' acquietate, ma poi è arrivata questa tripla che riporta sotto la doppia cifra di svantaggio per Legnano. Attenzione. Dopo tantissimo tempo il disavanzo fra le due squadre scende sotto le 10 lunghette. Non è una bella notizia per Imola, che mantiene comunque il controllo delle operazioni. Prova a penetrare Washington con il solo obiettivo di conquistare il fallo, perché il canestro era obiettivamente cosa impossibile. Riesce nell'Interton Leonard, che si accomoda la lunetta per 2 personali. Raivio nel frattempo è diventato il miglior marcatore dell'incontro a quota 17, giocatore che proviene da una famiglia di sportivi. Di fatto il fratello Derek ha giocato per 4 anni a Gonzaga, l'università da cui è uscito John Stockton, il padre. È una Hall of Famer della Portland Basketball, detenendo il record di rimbalzi in carriera per la scuola, il 4º per punti segnati. Esperienza in Belgio per lui a Liegi, poi in Ungheria al Kazsopvari, poi in Svezia per lui. 1 su 2 per Leonard Washington, che arriva a quota 6, 10 punti di disavanzo, manca un'eternità in questa partita, 17 minuti. Palermo fuori per Packer, da questi a Raivio, che è il giocatore più on fire della propria squadra. Velocissima l'incursione di Nicolas Thomas Raivio, altri 2 per lui, 19 punti per Raivio, torna a -8 Legnano. Attenzione, 60-53, si addormenta Washington e va a segnare 2 comodi punti Matteo Palermo. Imola è uscita dalla partita, parziale di 9-3 per i Knights di Legnano, sospinti da una quarantina di tifosi giunti da Milano. Prova Anderson, si mette in proprio contro Packer, poi va in angolo per la tripla fallita da Norman Hassan, il contropiede. Attenzione, Raivio in tutta tranquillità, Imola non esiste più, 21 di Raivio, tutto da rifare per Imola, 60-56. Come avevamo previsto è arrivato questo momento di bambola da parte dell'Andrea Costa,
probabilmente non riescono più le situazioni del primo tempo, stanno avendo molte difficoltà in attacco, palla ferma che la tiene un giocatore anche per più di 10 secondi, così non va bene, la palla deve viaggiare, soprattutto la paura che è venuta fuori quando sono arrivati, quando Legnano è arrivata a -10, a -9, è uscita la paura, purtroppo. Speriamo di poter invertire la tendenza. In particolare il fatto che Imola non sia tornata nelle ultime 2 o 3 azioni difensive non è un bel segnale per il pubblico del Pallaruggi, che comunque ora è in piedi a sostenere i suoi giocatori, che stanno vivendo un momento di appannamento evidente. Imola dal 44 a 24 più 20 del 16° minuto si ritrova ora sopra appena di 4 punti, con Legnano che ha veramente messo in campo tanta energia. Un commento anche da parte di Luca Monduzzi. Tantissima energia veramente da parte di Legnano, ha sicuramente ottenuto quel qualcosa in più che non aveva avuto nel primo tempo. Imola veramente troppe distrazioni in attacco, qualche sbaglio troppo, le percentuali erano molto buone nel primo tempo, probabilmente fisiologicamente sarebbero un po' calate. Legnano è stata brava a approfittare di questi momenti a vuoto, a cui sono aggiunti anche diverse palle perse. Vediamo un po' come Imola uscirà dal time out, lo fa con Anderson, su di lui c'è la grande difesa di Maiocco. Sabatini vuole andare fino in fondo, poi il movimento di palla buono di Imola, si apre il tiro per Norman Hassan, errore di Norman. Sabatini, il grande rimbalzo in attacco proveniendo dal nulla, riesce a conquistare un extra possesso per i suoi, ma Imola ora deve segnare. Il fallo subito da Leonard Washington, bravo a procacciarsi i falli della difesa avversaria. Packer pensava che fosse un'infrazione di passi e non il fallo, e tranquillo si era messo ad effettuare la rimessa, non aveva evidentemente compreso la segnalazione arbitrale. 5:33, si rimane sul +4 per l'Andrea Costa, prova a ricevere Carvel, invece bisogna rifare tutto. 5 secondi, altra frittata di Imola, esulta come avessero segnato un gol i membri della panchina di Legnano, segno che la squadra ospite ci crede come. Ha fatto un'ottima difesa, assolutamente, sono stati bravissimi a stringere le maglie difensive. Imola è in bambola, veramente, fanno tutto a 1/10 della velocità che facevano in precedenza, ed è normale che sono più prevedibili. In questo caso c'è un passi clamoroso di Allodi e c'è un fallo adesso. Si sta incattivendo un po' la partita, anche gli arbitri probabilmente si sono un po' addormentati, però Imola deve pensare a se stessa più di tutto, e anche l'ambiente deve fare il tifo per la squadra. Sì, se c'è un limite di Imola quest'anno è certamente quello di calare un po' la tensione in certi momenti della partita. Spesso capita a inizio match e ultimamente capita un po' sul finale. 5 minuti 5 secondi alla fine del terzo quarto, 60-56. Imola ha segnato solo 3 punti in 5 minuti. Attenzione alla tripla di Frassinetti al 24° secondo, torna a -1 la squadra ospite. La conclusione, per fortuna di Imola, era da 2 punti, ma gran canestro da parte di Frassinetti. Servono i punti di Carvel Anderson, che va a subire la stoppata da parte di Packer. Poi alla fine è lui a trascinarsi la sfera oltre la linea di fondo. Gli arbitri premiano la difesa di Legnano, che si trova a -2, palla in mano. Frassinetti, forlivese, cresciuto a Forlì, carriera sempre fra Lega 2 e Serie A. Abbiamo visto il suo grande tiro da fuori, il suo atletismo, giocatore cresciuto qui in Romagna. Palla recuperata da Imola con la schiacciata di Leonard a dare enfasi
a una partita che ora è diventata molto intensa. Legnano, proprio nel momento in cui aveva la palla del possibile pareggio, ha perso palla. Brodino per Imola, 62-58, sbaglia Palermo, vediamo se cambia l'inizio della partita nuovamente. Sabatini recupera il rimbalzo lungo, la cede, passaggio consegnato per Norman Hassani, il fallo subito da Palermo. Terzo per lui. Sconsolato il coach ospite Ferrari, che va a chiedere al suo giocatore che ormai ha speso un fallo così banale su un giocatore che era ben lontano dal canestro. Deve accendersi anche Carvel ora, servono i suoi punti, si arresta e tira in galleggiamento Carvel Anderson, l'errore rimbalzo Raivio. Si è spenta anche la verve dell'americano dell'Andrea Costa, 3 minuti e 51 secondi. Frassinetti, il tentativo da 3 punti della squadra di Legnano, sporcata alla conclusione. Carvel fuori per Gerardo Sabatini che non si fida della sua tripla, va fino in fondo e fa bene. Subisce fallo Gerardo Sabatini, Andrea Lunetta per 2 tiri liberi. Abbassa il quintetto coach Ticchi, rimette in campo De Nicolao al posto di Francesco Amoni. Ricordiamo anche che Imola deve fare a meno questa sera del proprio totem Michele Maggioli e quindi extra lavoro richiesto a Francesco Amoni. Sabatini mette il primo dei 2 tiri liberi, a segno anche il secondo, precisa Imola dalla linea, 64-58. A 3:32 da Navarini, il pallone per Frassinetti, ribalta per Packer che va fino in fondo, il bel canestro da parte di AJ Packer che zitto zitto si avvicina alla doppia cifra. 9 punti per lui, 64-60. Ora si sono abbassati i punteggi, le squadre fanno molta più fatica ad andare a segno, in particolare è Imola che si è fermato dopo aver segnato 57 punti nei primi 20 minuti. Leonard, arriva il raddoppio di marcatura, poi prova un tiro un po' fuori dal ritmo, il rimbalzo conquistato per un attimo da De Nicolao che pesta la linea di fondo. È il momento nuovamente di Patrizio Prato che va a rilevare un appannato Carvel Anderson. Terzo quarto sicuramente di livello più basso, a livello tecnico e tattico, però onore assolutamente a questa Legnano che sta facendo vedere proprio che non ha vinto 4 partite in trasferta per caso. Molto bene. Imola si è un po' persa, fa fatica a muovere la palla. L'emblema è stato il tiro di Washington, completamente senza senso, da 3 punti. Non è sicuramente la specialità della casa, quella di Washington. Questa sera infatti meno rimbalzi del solito, dopo un ottimo inizio si è un po' perso anche lui insieme all'Andrea Costa intera. Americani in panchina per coach Ticchi che dovrà cercare di avere punti, in particolare da Prato. Panchini Molese che ha fatto molto bene nel primo tempo segnando 29 punti. Hassan riceve, spara, polveri bagnate anche per Norman Hassani. Imola che ha sporcato nettamente le proprie percentuali da 3 punti. Per fortuna altro fallo subito da Prato che andrà in lunetta per altri 2 personali. Preziosissima la presenza di Patrizio anche questa sera. Imola che, curiosità statistica, ha solo un giocatore, Anderson, in doppia cifra, gli altri sono sotto la doppia cifra di media, ma questo non significa che non stiano dando durante la stagione un certo tipo di apporto in termini di numeri. Due su 2 per Prato, 13 punti per lui. Abbiamo ristabilito nel frattempo la connessione internet qui al Palaruggi. Imola che tira male da 3 punti, 9 su 25. 66-60. Con un altro recupero da parte dei biancorossi. Sabatini esita per tirare, decide di ricostruire l'azione. +6 Imola a 2 minuti dalla fine del terzo quarto.
Pallone nelle mani di Preti, un po' incartata l'azione biancorossa, infatti arriva la palla persa ad opera dell'Andrea Costa, in particolare da Preti. Raivio contro De Nicolao, poi il pallone in angolo per la tripla segnata da Martini. Martini segna il quarto punto del suo incontro, 66-63, il fallo in attacco di Imola, che proprio non riesce a scollarsi di dosso la squadra di Legnano. Sono già 5 le palle perse dall'Andrea Costa in questi 9 minuti, quasi 9 minuti di terzo periodo, contro le solamente 3 dei primi 2 quarti. Che dire, si è abbassato ovviamente il livello. L'Andrea Costa ha segnato solamente, correggimi se sbaglio, 9 punti in questo terzo quarto contro i 57 del primo tempo. Legnano è stata bravissima a mettere in ingranaggi qualche sassolino negli ingranaggi di coach Ticchi, della squadra di Ticchi. È ancora lunga comunque, vediamo se risalirà di tono anche l'attacco dell'Andrea Costa e non solo quello degli avversari. Uno dei rari errori di Raivio grazie a Imola, e dall'altra parte lasciami dire che Prato questa sera è bravissimo nel caricarsi falli. Pur con le piccole cose Prato sta facendo veramente cose importanti. Altri 2 tiri liberi per Patrizio, che ha percorso netto dalla linea. Ecco, ovviamente sbaglia adesso il suo primo viaggio in lunetta della serata. 66-63, solo un possesso di vantaggio per Imola, e va al secondo. 14 per Patrizio Prato, 67-63, un minuto alla fine del terzo quarto. Martini fuori per Frassinetti, vuole penetrare, Frassinetti va a segnare. La grande agilità del numero 10 ospite, Matteo Frassinetti, classe 1987, giunto l'anno scorso verso la fine della stagione a rinforzare la squadra di Legnano. Lui aveva cominciato a Forlì, che poi è fallita in fase corso d'opera dalla Gold. Imola si mantiene in vita grazie alle conclusioni della lunetta. Ora dai 5:20 c'è Francesco De Nicolao, che però sbaglia la prima conclusione. E insomma Legnano avrà altro errore ad opera di De Nicolao, non concentrato dalla lunetta. Attenzione, perché Legnano ha la palla del possibile pareggio, anche del vantaggio, con l'ultima azione del terzo quarto per i colori ospiti. Frassinetti si arresta e tira una mano, corto, salta altissimo Pacher, che non riesce nel tap-in. Sgarbati fa tesoro del pallone. Allora Imola, l'ultimo possesso nelle mani sapienti di Patrizio Prato. 7 secondi. Il giocatore di Buenos Aires cede il pallone fuori per le mani di Hassan, che sbaglia la conclusione. Finisce 64-65. Imola, dopo aver segnato 57 punti in 20 minuti, ne segna appena 10 in questo terzo quarto. Tutto da rifare, più 2 Imola, e il pallone sarà nelle mani di Legnano per la prima azione del quarto quarto. Alessandro. Tutti attaccati alla televisione, ci aspetta un ultimo periodo sicuramente molto interessante, un periodo assolutamente equilibrato. Vedremo se l'Andrea Costa ritroverà la verve in attacco, riuscirà a riprendere confidenza col canestro. In questo terzo periodo ha tirato malissimo e soprattutto ha trovato delle soluzioni proprio sbagliate, completamente sbagliate. Onore e meriti tantissimi anche di questa Legnano, seguita da tanti tifosi sicuramente molto caldi, ma anche tantissimi, da quello che so, da Legnano, che stanno seguendo questa diretta di questa partita. E un saluto anche a Davide.
Disturbo anche Luca Monduzzi a 10 minuti dalla fine della partita. Imola ha praticamente dilapidato la sua dote di vantaggio, che era arrivata a raggiungere un cospicuo +20. Imola che deve riuscire a ripartire dalle cose buone del primo tempo. Sì, praticamente è tutto da rifare, si riparte da zero e quasi sullo 0-0. Imola dovrebbe ripartire con la stessa mentalità del primo tempo, con il primo quarto soprattutto, quella mentalità che l'ha portata a essere veramente concentrata fino in fondo, essere attenta su ogni aspetto e soprattutto mettere grande pressione difensiva su Legnano, e questa è stata una delle chiavi, se non la chiave maggiore. Tutti sappiamo che da una buona difesa poi può nascere un buon attacco, sicuramente dalla buona intensità difensiva di Imola è nato poi l'attacco positivo. Legnano in questo caso è stato bravo a mantenere quel briciolo di inerzia con cui stava concludendo il secondo quarto, e Imola con soli 10 punti non ha saputo veramente trovare le contromisure. E allora si riparte con gli ultimi 10 minuti. Nel frattempo Anderson a livello di marcature personali è a 15 punti, Prato 14, Hassan 12, ma Anderson e Hassan si sono fermati, non hanno segnato nel terzo quarto. Dall'altra parte 21 di Raivio, 13 di Frassinetti, 9 di Packer e 8 di Maiocco. Altra possibilità per la squadra ospite di ritornare in parità, pallone nelle mani di Navarini. Maiocco la ricede al proprio numero 5, pallone lungo, si accende a rimbalzo, una grandissima sfida da cui esce vincitore Raivio. Attenzione Frassinetti per il vantaggio dei suoi, altro errore. Legnano ha sbagliato 3 possibilità per riportarsi avanti, potrebbe essere un buon segno per Imola, ma insomma la gara sarà equilibrata immagino fino alla fine. Sgorbati confermato in campo per Imola assieme a Norman Hassan, Amoni che si prende questa tripla, poi De Nicolao e Prato. Imola ancora senza stranieri, dall'altra parte si va con Frassinetti, si prende un altro tiro, pareggio in campo. Frassinetti stampa i 2 punti del 67 pari a 9 minuti e ora sì è veramente tutto da rifare. Bisogna riattaccarsi alla difesa, mordere nelle caviglie di questi avversari che stanno facendo veramente molto bene. Adesso è una partita equilibratissima, Imola però è in evidente difficoltà, si vede molto bene, poca lucidità, ci manca Anderson, ci manca la fisicità di Washington. Sul cubo dei cambi c'è Leonard che immagino andrà fino alla fine. 8:29, 69-67. Navarini in possesso di palla, tanta fiducia per il coach ospite, per il suo giocatore con la maglia numero 5. Seguiamo l'attacco di Raivio, serve l'assist per Packer, fallo in attacco di Raivio. Buona difesa Imola, pallone recuperato fondamentale per De Nicolao. Washington prende il posto di Amoni che si è speso tantissimo fino a questo momento in questa partita. Tanta sofferenza in panchina per Imola anche di Michele Maggioli che non può partecipare a questa gara per il problema alla schiena che da giovedì di questa settimana lo sta tormentando. Il giocatore di Imola non ha partecipato agli ultimi allenamenti, ancora Sgorbati a conquistare un preziosissimo rimbalzo. Patrizio Prato va dentro, l'assist per Leonard Washington che riceve e segna un gran canestro con la sua mano debole. 10 punti per Leonard, Imola avanti di 4. Se ci fai caso Imola è tornata avanti di 4 grazie alla difesa soprattutto di Sgorbati, ma anche a delle bellissime azioni di De Nicolao. De Nicolao molto bravo in difesa, bravo Prato anche in questo caso, ma soprattutto bravo Sgorbati che ha recuperato 2 palloni. Bravo Imola a reagire con un 4-0 consecutivo. Prato fuori dagli schemi, Patrizio Prato lungo, Hassan in cielo per il rimbalzo. La grande posizione presa dal giocatore italo-egiziano che conquista una preziosissima carambola. Difesa e rimbalzi per Imola sanciscono il +4 dopo il pareggio. La squadra di casa ha provato a rimettere la freccia obbligando Mattia Ferrari al nuovo time out. 7-21. È così, se non si riesce a giocare di spettacolo
come si è fatto nel primo tempo. Se si vuole portare a casa la pelle e soprattutto i 2 punti, bisogna lottare, bisogna giocare durissimo. Mattia Ferrari, che è cresciuto nell'ambiente milanese del San Pio X, prima come giocatore, poi come allenatore delle categorie giovanili, arrivando fino alla C2, e poi ha debuttato ad alti livelli in A2 con il basket femminile in quel di Ravenna, dunque qui da queste parti, poi a Piacenza, Saronno e Cecina sempre in DNB. È stato assistente allenatore anche alla Virtus Bologna, con l'esperienza nella stagione 2007-2008 dove Bologna giocava anche in Eurolega e ha raggiunto la finale di Coppa Italia. Dal 2011 Ferrari è a Latina in DNA e poi da metà della stagione 2013-2014 è andato a Legnano, giovane allenatore, classe 1975. Questo è Mattia Ferrari. 7 minuti e 21, Imola in attacco con 14 secondi per concludere l'azione. 71-67. Ricordiamo anche che Imola ne aveva 20 di vantaggio sia sul 27-7 sia sul 44-24. Poi Legnano è riuscita a metterci tanta energia per ritornare sotto in parità, anche a quota 67. Sgorbati riceve il pallone, rischia di perderla. Palermo fa sentire la propria pressione difensiva. Imola è ancora senza Carvel Anderson, una decisione, quella di Ticchi, che definiamo saggia perché il giocatore è certamente molto stanco. Senza senso questa rimessa, con Prato a cercare Washington, pallone molto lungo, eccolo qua, rientra in campo Carvel al posto di Norman Hassan. Ricomposta la coppia americana di Imola con Carvel, che è arrivata a quota 15 solo nei primi 20 minuti di gioco, ma ha sbagliato le ultime 4-5 conclusioni. Vediamo se ora la sua mira sarà più centrata. De Nicolao prova pressione difensiva, rischia di perderla a Palermo, poi va fino in fondo Frassinetti ma sbaglia. Rimbalzo di Carvel che poi velocizza, Prato è già di là dall'altra parte, forza fino in fondo, erroraccio da parte di Prato. Per fortuna di Imola il pallone è toccato per ultimo dalle mani di un giocatore in maglia giallorossa. 6 minuti e 51, 71-65, conciliabolo fra i 2 arbitri. Vediamo perché. Attenzione, gli arbitri vanno al tavolo. Dunque non si resettano i 24 secondi, questo perché la conclusione di Prato non aveva toccato il ferro e di fatto si riparte dai 18 secondi. Riceve Carvel in angolo, ovviamente non può andare al tiro perché Raivio è su di lui. La bella palla per Leonard Washington che si appoggia molto bene all'avversario. Bel gioco a 2 fra i 2 americani di Imola. Imola dopo il pareggio di Legnano mette un 6-0 di parziale aperto. Sono rientrati e si stanno attaccando alle certezze che l'Andrea Costa ha. Questi giochi a 2 tra gli americani, la difesa, le palle recuperate di De Nicolao e la cattiveria che si può avere, che può avere la freschezza, scusate il paradosso, di Sgorbati sotto canestro, che sta dando una mano importantissima a Washington. 7-3-6-7, Palermo apre fuori per Maiocco, lui con le triple aveva provato a riavvicinare i suoi nel primo tempo. Errato questa conclusione da parte del capitano. Bene per Imola, 6-25, scorre il cronometro ma lo fa ancora in maniera troppo lenta. 6-20 ci separano dalla sirena finale di questo match che Imola deve portare a casa. Prato alza la parabola, il tentativo di rimbalzo da parte di Leonard Washington. Vediamo l'ultimo tocco. L'ultimo tocco è di Prato. Ha provato Leonard a conquistare il pallone ma invano. E allora Legnano riparte col pallone fra le mani.
e tanto tempo per provare a mettere grattacapi a Imola. Si sapeva che questa partita non sarebbe stata semplice perché Legnano è formazione che fuori casa ha vinto più partite di quante ne ha perse, ma Imola deve dare continuità al proprio momento positivo, interrotto solamente dalla sconfitta involata in quel di Mantova. Matteo Palermo in possesso di palla, si va da Raivio in angolo, c'è un po' di spazio, se lo prende Frassinetti da 2. Frassinetti sente aria di derby, lui nativo della vicina Forlì. 73-69, meno 4 Legnano che ha spezzato il buon momento di Imola. Carvel risponde da par suo, 17 anche per il secondo marcatore del campionato. Carvel Anderson dai 6 metri rimette 6 punti fra 6 avversari. Palermo contro Prato, mani addosso del Gaucho, il fallo sanzionato dagli arbitri, e lo ricordiamo sono i signori Rossi, Terranova e Ferretti. Terzo fallo di Prato, ma siamo comunque addirittura d'arrivo di questo match. Ferrari vuole qualche minuto di riposo per il suo playmaker titolare Palermo, al suo posto c'è Martini. Sì, ci può stare, ma vedrai che tra un minuto rientrerà. Bravo nel frattempo di Nicolao, che ha recuperato questo pallone con cattiveria. È stato molto bravo in questa difesa, che non era facile. Sull'orlo del fallo. Nel frattempo vediamo Washington che probabilmente ha qualche problema. Speriamo che non sia successo niente. Ci dicono che ha preso un pestone. Vedremo. Sì, si è ripreso. Vediamo cosa succede. Sì, no, niente. Probabilmente un pestone troppo pesante da un avversario in corsa, ci può stare. Vedremo come gioca adesso. Imola avanti di 6. Siamo nell'ultima metà del quarto. Washington impossibile, ma prende un fallo. Preziosissimo nel ravanare falli nel pitturato Leonard Washington, che si è fatto rispettare nel corso di questo girone d'andata dagli avversari, che all'inizio gli lasciavano molta più libertà. Ora il giocatore ha trovato una propria dimensione interna soprattutto Ricordiamo ancora, per chi segue l'Andrea Costa, ormai sarò ripetitivo, ma quando è arrivato quest'estate ad agosto era un giocatore sovrappeso, un giocatore che dopo 2 campi aveva la lingua fuori e chiedeva il cambio. Con costanza ha lavorato tantissimo, si è messo a dieta e adesso è un giocatore che nelle ultime 3 partite è quasi sempre andato in doppia cifra anche nei rimbalzi. Prezioso libero segnato da Carvel a rimettere 3 possessi fra le 2 squadre. Attenzione a Raivio, il miglior marcatore dell'incontro. Packer, Frassinetti, grande assist per Martini, che grazie a Imola. Imperioso rimbalzo di Leonard Washington e poi De Nicolao accelera e coglie impreparata la difesa ospite. Altro time out richiesto in campo da coach Mattia Ferrari, che vede i suoi un attimino appannati dopo quella parità a quota 67. Imola è riscappata. Probabilmente hanno sfruttato veramente tante energie ad inseguire l'Andrea Costa, stanno pagando un pochino di lucidità e di freschezza loro. Imola ha provato una difesa zona piuttosto aggressiva, Legnano ha avuto le sue occasioni di mettere dentro anche in maniera molto facile dall'angolo, con Frassinetti qualche bel canestro. Mancano 4 minuti e 22 e come sappiamo nella pallacanestro può succedere veramente di tutto. Luca Monduzzi, il peggio per Imola, diciamolo piano, sembra passato. Diciamo sembra, adesso ovviamente 4 minuti e 22 sono ancora lunghissimi, ce n'è ancora da fare. Imola è soltanto a +7, non dimentichiamoci quello da cui è partita.
Diciamo che in questo momento anche Legnano sicuramente sta un po' consumando energie, chiaramente ha dato molto in questo tentativo di recupero, nel tentativo di concretizzare la rimonta in quest'ultimo quarto, e in questo momento sta accusando qualcosa. Washington sta dimostrando di avere energie preziose, a rimbalzo sarà utilissimo, così come utilissimo si sta rivelando Sgorbati in questo finale. E allora viviamolo fino alla fine questo finale di partita. 4:22, 76-69. Prova a seminare scompiglio di Nicolaus, Sgorbati la riceve, poi si dimentica della palla e Imola spende un fallo comprato. Buon fallo speso dal numero 12 molese, anche se si tratta della sua quarta penalità. È troppo importante Prato per coach Ticchi, ma decide di lasciarlo in campo. Il cambio è per Sgorbati, rientra Hassan. 4:11, ora un'eternità. Abbiamo Raivio che riceve fuori per Martini, linea di fondo per lui, riceve e spara da 3 punti Frassineti, poi subisce il fallo Imola ad opera di Maiocco. Quinto fallo di Maiocco, che va a chiedere scusa a Leonard Washington, che si è un po' innervosito per questo fallo. Fuori il capitano ospite. Carvel evidentemente, Leonard evidentemente anche un po' nervoso per qualche contatto subito di troppo. Sì, già prima si era lamentato con gli arbitri, già nel primo tempo. Ovviamente è praticamente l'unico lungo di ruolo in questa partita, mancando Maggioli, sta facendo molta fatica. In questo caso si è preso, mi sembra, un'unghiata in un occhio oppure una botta, un colpo nel naso. Vediamo che si tiene la faccia. Speriamo che non sia niente di grave, che possa, no, nel naso sembra. Speriamo che possa rientrare in questi ultimi minuti, che l'Andrea Costa possa beneficiare ancora di questi rimbalzoni come ha preso negli ultimi minuti. Allora non ce la fa Washington, i 2 tiri liberi saranno per Amoni. Così prevede la regola in caso di giocatore che non è in grado di poterli effettuare. Imola va bene perché Amoni fa un 2-2. 78-69, la forbice continua ad allargarsi, 9 punti a 4 minuti. Fallo di Carvel, Imola ancora può permettersi di spendere qualche fallo senza che le conseguenze siano tiri liberi. Sempre zona per coach Ticchi. Palermo riceve Frassineti, ci prova Raivio da 3 punti, altro errore. E insomma Legnano però non segna più, dopo quel 67 pari fa molta fatica ora Legnano ad andare a segno. Legnano ha segnato 4 punti in 6 minuti spicci di ultimo quarto. Vediamo questa rimessa. Rischia i 5 secondi la squadra dei Knights. Frassineti spara, altro errore. Vediamo il rimbalzo di chi è, la spizzica di Nicolau all'indirizzo di Carvel. Continua la bulia offensiva degli ospiti, buon per Imola che gioca con calma ora. 3 minuti e 20. Carvel s'arresta e tira un po' in fretta, l'errore. Scelta un po' rivedibile questa di Carvel. Forse sentiva l'odore del sangue, in altre partite ha messo il cesto definitivo, decisivo, in questo caso ci ha provato, gli è andata male, poteva sicuramente col senno di poi aspettare qualche secondo in più, anche perché Legnano era in rottura prolungata e adesso invece che da 3 punti Imola era un po' più sfilacciata in difesa e Legnano è riuscita con una penetrazione a fare un bel canestro. Sì, gran bel canestro ad opera di Frassineti in penetrazione, anche se l'area di Imola è molto ben coperta. 7 secondi per il tiro dell'Andrea Costa. Prato vuole prendere un fallo, ci riesce, peccato, il canestro non lo premia.
Viaggio in lunetta però per Imola, quinto fallo. Anche per Allodi. Secondo giocatore a uscire per falli per la squadra ospite e rientra Washington. Dopo Maiocco è il secondo giocatore con 5 falli per Legnano. Legnano non ha una panchina lunghissima, però ha quei 3 giocatori che veramente possono fare canestro sempre e non solo da fuori, anche in penetrazione sono molto pericolosi. Ora Kosticki ha alzato un pochino il quintetto, ha tolto, se non sbaglio, dal campo De Nicolao, che a mio avviso magari i numeri non gli daranno tantissimo ragione, ma ha fatto tantissimo lavoro sporco questa sera, veramente tanti recuperi, anche l'ultima, prima del canestro di Legnano c'era stato un recupero, ha sporcato un rimbalzo e così Anderson è riuscito a partire. Preziosissima la tripla di Prato, ma Packer mette la tripla nel momento forse più importante, perché i suoi si mantengono in vita. 5 di vantaggio Imola, 7-9, 7-4 a 2 e 20 con squadre in bonus. Vediamo un po'. Fallo in attacco di Leonard, usa il gomito, dice l'arbitro. E insomma Imola era più 8 a 2 minuti e 30 e ora deve difendersi da una nuova possibile riavvicinamento di Legnano, che dimostra di non essere veramente mai morta. Legnano, come abbiamo detto all'inizio, anche all'intervallo non muore mai, è una bellissima squadra, sta mettendo tantissima sostanza in questa partita, ha avuto delle folate assolutamente incredibili, è riuscita a sfruttare le dormite dell'Andrea Costa. Adesso vedremo se Imola riuscirà a tornare al canestro. Intanto arriva un gran rimbalzo di Washington, che è più importante di eventuali 2 punti di Carvel. Il grande assist di Prato per Washington, grande azione Imola. 8-1, 7-4, 1-40, siamo alla resa dei conti. Raivio ci prova Packer con un'altra tripla. AJ Packer, 6 punti in un amen, meno 4 Legnano a 1,30. Lui ce l'ha questo, il bello della pallacanestro, un giocatore altissimo che però può, pericolosissimo anche da fuori. Andrea Costa dovrà cercare di stringere in difesa, soprattutto su Frassinetti e su di lui a questo punto, perché non si può battezzare. Si alza Carvel col fallo. Bene così, fallo di Raivio, quarto per lui. Imola in coda, non sta sbagliando un colpo, diciamolo, in attacco. O liberi o canestri. 1-13 nel frattempo. E riabbassiamo di nuovo il quintetto. Tante responsabilità per Carvel. Vediamo se riuscirà a capitalizzare questi 2 liberi che sono veramente importanti per l'Andrea Costa, perché il tempo sta volando via, manca solamente 1 minuto e 13, sono 5 adesso, 82-77 il punteggio, 5 punti di vantaggio per l'Andrea Costa. Non poteva sbagliare il miglior tiratore di liberi del campionato con il 91% tiri liberi Carvel. 2 possessi posanti fra le 2 squadre, 8-3, 7-7, 1 minuto alla fine, Raivio va dentro, gran canestro di Raivio, 23 per lui, siamo sempre a più 4 a 1 minuto, 83-79, qui Imola ha il match point di fatto, deve intanto amministrare fino alla fine dei 24 secondi. Washington va dentro, Leonard Washington, gran movimento da guardia per il giocatore americano di Lake Charles. Palermo rifiuta la tripla, vediamo un po', prende il fallo Frassinetti. È il quinto fallo di Prato, che mi sento di dire è uno dei candidati al miglior giocatore dell'incontro questa sera. Importantissimo, soprattutto nelle difficoltà. Prato, con la sua intelligenza e con la sua esperienza, è andato a prendersi dei falli, ha provato a penetrare e soprattutto ha fatto anche un bellissimo assist 3 azioni fa.
Frassinetti ai 2 liberi che possono mantenere viva la speranza ospite. Arriva a 20 Matteo Frassinetti, molto arrabbiato Prato che voleva giocare fino alla fine evidentemente questa partita. Frassinetti fa 2 su 2, immagino che voglia spendere fallo la squadra ospite, vediamo un po'. Molto pressante la marcatura, senza fallo arriverebbe molto vicino, ma insomma non capisco come mai non faccia fallo Legnano, dal momento che mancano 20 secondi alla fine. 2 secondi per la conclusione dell'attacco, il pallone nelle mani di Londal Washington che sbaglia, rimbalzo conquistato da Legnano, ma mancano solo 10 secondi. Raivio ribalta per Frassinetti, perde palla Legnano. A 6 secondi Imola la vince, Imola la vince. 6 secondi alla fine della partita, 8-5, 8-1, Legnano non ha speso il fallo e ora non lo fa perché capisce che la partita è andata. Imola vince 85-81 e il sogno della Final 8 di Coppa Italia si mantiene viva. È una bellissima reazione questa dopo quanto è successo a Mantova, dopo gli ultimi 5-6 minuti di Mantova dove non si è praticamente segnato, si è giocato male. Il sogno prosegue. Stiamo zitti, diciamolo a bassa voce, adesso ci sono altre 2 partite importantissime, una è quasi proibitiva in quel di Verona, la seconda in casa con Matera potrebbe diventare un bel match point. Finisce con Imola che ne ha 19 da Anderson, 17 da Prato e da Washington, 12 di Hassan e 7 da parte di Sgorbati, 5 di De Nicolao, 4 a testa per Amoni e Sabatini, dall'altra parte i 2 giocatori più importanti di Legnano, Raivio chiude a 23, 21 per Frassinetti, 15 anche da un Packer che si è fatto vedere soprattutto nel finale. Io ringrazio come sempre chi ci ha seguito, auguro buon Natale e buon anno nuovo a quanti hanno avuto la pazienza di ascoltarci. Chiudo con l'ultimo commento di un altro fido aiutante di questa stagione, Luca Monduzzi. Grazie, buon Natale anche a te naturalmente. Naturalmente non mi hai chiesto solo per fare gli auguri, immagino. Anche per un commento ovviamente su questa partita che Imola vince soffrendo. Certo, no, partita che probabilmente si è rivelata più dura del previsto, sicuramente dopo, alla luce del primo tempo, o comunque almeno dei primi 15-16 minuti di gioco. Legnano ha avuto una reazione veramente veemente, Imola ha messo del suo pasticciando anche più del dovuto nel terzo quarto, diciamo che ha voluto regalare un ultimo quarto forse con qualcosa in più, con qualche brivido finale sui tifosi. Dopo ovviamente abbiamo visto come Legnano abbia perso lucidità nel finale e Imola piano piano, grazie anche al talento che sicuramente è maggiore ed è superiore a quello di Legnano, ne è venuta a capo. Un'altra vittoria in casa è fondamentale per, come dicevi tu, per mantenere vivo la possibilità di andare alla Final 8 di Coppa. Grazie a tutti per l'attenzione concessa, auguri di un felice Natale e di un buon anno nuovo. Ci ritroviamo qui nel 2016 in casa contro Matera per l'ultima giornata del girone d'andata.